Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia. Oggi ho scelto di parlare dello Statuto dei lavoratori, che ha tanto da raccontare anche oggi, anche se richiede rivisitazioni intelligenti. Con lo Statuto dei lavoratori i diritti del lavoro sanciti dalla Costituzione entrano nella vita reale delle grandi aziende, ma anche delle piccole imprese del paese. La legge 300, emanata ormai 50 anni fa, costituisce ancora l'ossatura principale del rapporto imprese-lavoratori, anche se si discute sulla sua attualità e sulla necessità di alcune rivisitazioni. Del resto il cambiamento rispetto agli anni 70 è sotto gli occhi di tutti, si è modificato profondamente il rapporto capitale-lavoro. Il lavoro era incentrato soprattutto su turni fissi, su luoghi di lavoro ben definiti. Oggi, soprattutto con l'ingresso delle nuove tecnologie, che peraltro conferiscono ai lavoratori una responsabilità aggiuntiva, impongono una rivisitazione. Si può lavorare ovunque con strumenti anche banali, basta uno smartphone. Ecco che allora il diritto fondamentale al lavoro non può essere disgiunto dal diritto alla formazione, alla ricollocazione, alla riqualificazione. Sono principi essenziali e necessari per mantenere la centralità del lavoratore in un processo di sviluppo del paese a beneficio di tutti, imprese comprese.